Le indiscrezioni potrebbero avere solo anticipato quello che sarebbe stato un coup de théâtre, parliamo delle dimissioni di Roberto Di Mauro, decano della politica agrigentina che, nonostante le smentite, potrebbe dimettersi comunque nel mese di marzo e per la sostituzione del quale ci sarebbero già tre nomi: Antonio Scavone, primario di radiologia in pensione, Francesco Colianni, ex vice sindaco di Enna, che si è premurato di smentire tutto con una nota, e l'ex assessore ai magistrato Massimo Russo. Una giornata convulsa, quella di ieri, che dopo la fuga di notizie circa le possibili dimissioni ha registrato una nota di smentita di Di Mauro che ha spiegato di essere impegnato in una serie di riunioni e al lavoro nel suo ruolo assessoriale, non nascondendo le difficoltà che pone la gestione dell'assessorato per la complessità della materia e la carenza di personale con cui fare i conti, nonché una riflessione in corso. E poi c'è Schifani che diplomaticamente ha asserito: non posso né confermare né smentire, ha lavorato bene, sono pronto comunque ad accogliere le sue decisioni. Una dichiarazione che lascia qualche perplessità sui rapporti che si dice tra i due non siano stati proprio idilliaci. Sull'intera vicenda è sceso in campo anche direttamente il leader dell'MPA, Raffaele Lombardo, che ha dichiarato su Di Mauro: l'ho invitato a smentire e gli ho chiesto di continuare nella sua funzione, nonostante le enormi difficoltà legate soprattutto alla carenza di funzionari. Inoltre nessuno dei deputati in carica, ha sottolineato, appartenenti all'MPA, ha dato la propria disponibilità ad entrare in giunta, una situazione nebulosa sulla quale i fatti potranno dare risposte solo nei prossimi giorni.